Vettovello a segno anche con il secondo libero. La partita è in parità, 16 pari. Bello autoblocco per Scolastica Peralta, bravo Scancelli, sotto poi da Biancotto, ben trovato da Scancelli. Ude a gestire l'offensiva di Mantova. Da Berri, che prende un'ottima penetrazione, tiro lo dà, controlla Bella Rosa, lancia Biancotto, poi non trova, un buon rimorchio di Trentini, trova benissimo il mezzangolo Biancotto e Scancelli che con Sonati di fabbrica da segno 2 punti. Adesso mini parziale della Virtus che Mantova non riesce a colmare con un altro ottimo tiro da 3 di Berri che è lungo, fermata poi la transizione con un fallo su Biancotto. Esce Samuel Trentini al suo posto in campo Giacomo Rigon, cambia anche tra le file ospiti, esce Verdi ed entra con il numero 6 Matteo Pasquino. Adesso Moretti. Balta, vedo il vincolo di Bella Rosa, scarica benissimo. Enrico segna dalla media, dalla stessa posizione di quello di Scancelli poco fa. E qua non si intende Mantova alla persa di Vettovello. Fa sentire il palla qua. Moretti ora spostare attraversamento a Everson di Biancotto che però ben difeso. Rigon prende il centro dell'area e poi scarica all'arbitro. È confuso qua Rigon. Peralta sotto la Bude che attacca benissimo il centro dell'area e subisce fallo. Bude è una delle chiavi offensive sicuramente di Mantova, quasi 20 punti di media. Dovrà essere brava la Virtus questa sera a cercare di isolarla. Tutti e 5 giocatori di campo dovranno dare il loro contributo per cercare di contenere questi giocatori. Ripetiamo, quasi 20 punti di media. A segno con il primo libero. Segno anche il secondo. Moretti prova a spingere sull'acceleratore e la Virtus perde un'altra palla su un passaggio impreciso. Esce Biancotto e rientra Samuel Trentini. Adesso la Virtus è accoppiata a uomo a tutto campo ad occuparsi della sfera è Bude che attacca subito e subisce il fallo. Rimessa laterale per Mantova, riceve Vettovello, carica di nuovo per Peralta, altamento ora per Barbieri, trova benissimo in angolo Bude che però pesta la linea di fondo.
qua ha da ridire. Moretti. Benissimo il tiro qui la guardia nuovamente Budè di nuovo bravissimo Della Rosa a rubargli la palla e ad andare fino in fondo dall'altra parte subendo fallo. Attenzione, entra la Virtus Gioacchini, giovanissimo, c'è un time out chiamato da Mantova. Abbiamo messo sul cubo dei cambi Nick Gioacchini, questa sera sappiamo la Campania ha parecchie assenze, bisognerà quindi trovare l'apporto anche di chi magari di solito ha meno minuti. Infatti Gioacchini, siamo ancora al primo quarto, siamo sul cubo dei cambi. Abbiamo tutti sperato che non fosse grave la scorta alla caviglia di lunedì scorso, avvenuta durante la partita della seconda parte contro Roma. San Paolo squadra romana molto fisica, è giovane in maglia 0 ha subito una scorta ed evidentemente non sarà della gara. Sempre importante dunque. Nel frattempo le squadre Nel frattempo che le squadre tornano in campo abbiamo citato Budè in primis come bocca famelica degli ospiti, da citare sicuramente anche Verri e Barbieri, anche loro nettamente sopra la doppia cifra di media a livello realizzativo. Per quanto riguarda Budè poi ne parlava anche coach Visentin nel pregame show, il giocatore ha casa doppia di media, punti di palla e 5 assist anche per lui ad allacciata di scarpe. Tanto per la Rosa a 2-5 ed ecco qui il Gioacchini segreto sul parquet. Entrambe le squadre adesso sono in bonus. Si entra nell'ultimo minuto del primo quarto. Subisce fallo, il tiro purtroppo non va, ma saranno comunque 2 tiri liberi. Un saluto ad Alberto Franceschini. Vediamo Moretti adesso cosa farà dalla linea della carità. Nel frattempo cambio, entra per gli ospiti il numero 13 Ziliani a cambiare Peralta. Primo libero non va. Uno su due Moretti. E adesso vediamo forse una 3-2 da parte della Virtus. Ecco una delle difese particolari, va sotto da Merri che è bravissimo a restarsi ad aprire, tiro ottimo, è bravissimo Trentini,
bravissima negli ultimi minuti a trovare il distacco. Ed ecco qui le ragazze meno-verdi, sempre presenti al Malarodano per supportare i ragazzi. Sono cambi tra le file di Mantova, vediamo se la Virtus invece no, anche la Virtus mantiene invariato il quintetto. Abbiamo visto che negli ultimi azioni nel quarto parecchi cambi difensivi della Virtus tra zona tra due uomini. Vediamo se anche adesso Nicolà continuerà con questo tornado di difesa. per fermare la transizione. Qui sono qua Trentini a tenere fisicamente anche con uno contro uno chiude. Moretti da Trentini, va in ala da Giovacchini, prova Moretti e se la gioca, scarico per Biancotto e per io però non va. Adesso la Virtus si accoppia, Bobby veramente con Scancelli e lascia il tiro a Giuliani, parte degli stessi Mantovani che adesso tornano spalle da Budè che è bravissimo a ribaltare tutto per Barbieri. Il tiro è corto, la Virtus si lancia in transizione e Rigon segna lo 2 la linea. Ora inizia a difendere su Viviani,
schiacciata. Ottimo inizio di secondo quarto con la da parte Samuel, ma le fa queste cose. avevi una stagione Termine facile, ma che più di tutti ne assume la stagione. Il numero 9. Ho notato questo trend, Mantova è sempre la prima a entrare dopo non c'entra niente con il gioco, ma è una statistica che sono pronti a giocare. Esattamente. Intanto Mantova con il suo secondo time out non ne avrà più nella prima metà. Ed è 2-3 ora con la Virtus, altro cambio. Sarà un tiro libero supplementare. Annuncia a tutto volume lo speaker Gaspari. Occuparsene Enzo Peralta. Biancotto a rubare palla e a lanciare Cancelli in contropiede, sbaglia l'appoggio facile e forse proprio per questo adesso Cancelli viene capito, penso, per Pilone, altro giovane, classe 2007. Questo fa un tecnico ed è un Nicolau. Patrizio Berri. Adesso è rimessa ad occuparsene Pasquino. Peralta Bude, guarda Bertigni, gioco a 2 con Berni, marcato da Pilone, di nuovo Bude, singola qui Peralta, bravissimo poi a riattaccare subito Biancotto e a trovare un ottimo palleggio nel suo tiro, adesso la Virtus corre e Biancotto viene fermato favolosamente da Peralta. Diciamo che la Virtus sta trovando veramente tante buone cose dalla transizione. Abbiamo visto poche azioni per ora,
collocazione di Fiorentino. Consegna per Biancotto che subisce ancora fallo da parte di Pasquino. Secondo fallo personale Pasquino. Difesa Tigra, Costa sul nostro tiro e Trentini spicca a ribalzo offensivo. Costa attacca forte, si schianta un po' contro la difesa. Adesso un attimo a favore di Corrine. Trovato Verri in angolo. Tiro non va. Di nuovo la Virtus in contropiede ed è un 5 contro 2. Non ottima gestione qui da parte della Virtus. Dell'attacco Biancotto vanno di gonna, adesso vuole calma, giustamente momento sporco, bravissimi a trovarsi gira dietro Biancotto a Rigonto, poi lo serve al segnale col fallo Leonardo Biancotto. Purtroppo il libero non è stato realizzato. Qua la difesa passa sotto il Perol e Boudet prende in alta, prende un ottimo tiro, poi bravissimo Boudet a toccare la palla e qui Boudet forse alza un po' con l'arbitro che aveva avuto un momento di diffusione, visto che voleva fischiare subito il fallo, non è riuscito a prendere al volo il spirito, quindi il fischio è arrivato un po' in ritardo, si stava lamentando, ma l'arbitro, diciamo, la scelta l'aveva presa subito appunto in ritardo, non è stato dovuto a un'indecisione sua, ma quanto appunto aveva trovato il fischietto. Quindi Boudet ha un po' rischiato, l'arbitro va poi a colloquio con il Nicolao, non si è capito per cosa, c'è un cambio, esce Pasquino e rientra Barbieri. Bonus intaccato qua da Mantova, quindi Biancotto avrà un viaggio in movimento. Questa sera ospita il Paradovano, i ragazzi del Minibasket con Semplice. Sbaglia ancora Biancotto. Sbaglia anche il secondo. Viene completato, trova benissimo in angolo, appena entrato Barbieri, bell'assist quindi per Figli che non ha completato il ribaltamento ma ha skippato un passaggio per andare subito in angolo, aveva ben visto Barbieri libero. C'è il time out da parte di coach Nicolao che non l'ha presa bene.
Tetti sembrerebbe di no. Sì, dall'anno scorso. Ragazzi, io avrei ricecchi anche. Perché per 16. Non credo. Messa da fuori il campo per Bedin. scappa più 19. Diciamo un momento della partita dove Mantova ha un po' perso la testa. A livello di concentrazione proprio. La Virtus a conquistarne. La partita è ancora lunga.
tentare l'uscita, il tiro però non va, balzo offensivo per la Virtus, e adesso è con Biancotto ad attaccare Boudet. Buon tiro tutto sommato di Biancotto, scarico in angolo per Peralta, segno da 3 e adesso Di Nicolao chiama il secondo time out. Abbiamo visto parecchie volte. Termina dunque la prima metà di gara. Ci rivediamo per il terzo quarto.
rieccoci pronti per l'inizio del secondo tempo. Per la Virtus in campo Biancotto, Moretti, Bella Rosa, Rigon e Scancelli. Per gli ospiti l'amica città Mantova, Barbieri, Aguirre Zebala, spero di averlo pronunciato bene, Ude, Berri e Bortolotto. Brutta gestione qua di Mantova, che poi quasi recupera il pallone. Calma la Virtus, gestione del possesso offensivo. Iverson per Bella Rosa, Moretti e Scancelli. Moretti prende il centro dell'area e si tira buttandosi dietro. E di nuovo Ude con le sue solite incursioni a subire fallo. Anche lui due bei pistoni, sempre il primo su ogni pallone. Scelto da Bortolotto, da Ude, poi perde l'equilibrio, gli arbitri lo sgambetto di Bella Rosa che tutto sommato poteva anche starci, dico il fischio arbitrale, anzi c'era. Secondo fallo subito da parte di Bude, la Virtus ne prende già 2 nell'arco del quinto minuto. Qui Biancotto ha cercato la palla e se cerchi la palla in una maniera così clamorosa e poi non la trovi, anche se non colpisci l'avversario, tendenzialmente ti segna fallo. E dunque il fine è lo stesso, altro fallo ai danni di Bude, il terzo fallo della
scoppio sulla linea di fondo, dove era pronto il raddoppio. Era andato. Di sfuggita, ma entrando in campo hanno calciato il pallone sparando sicuro contro Pettoredo. Quarto come perché sei appena arrivato fai quarto quindi fai quarto dai, non ci vedi neanche te. Dai, qui basta abbastanza si ripresenta questa situazione dove la Virtus cerca di isolare coinvolgendo la difesa dei giocatori principali di Mantova. L'abbiamo visto prima fare più volte Budea, adesso
Quel ragazzo perde oro ogni partita. Vada Peralta. Finalmente trova il fondo della retina. Grande tiratore lui che però fino a questo punto non è stato delle buone conclusioni che ha fatto dall'altro. Green Skate però non commette e la Howard Sane molto bene ritrovato lo stesso Skate e poi sopra la testa trova Yuri Zamala. Portato nuovamente il lob per Trentini, questa volta la Virtus non prende palla, viene toccata, esce Biancotto, esce anche Barbieri ed Ziniani. Intanto Mantova, Nick ha ritrovato un meno 5 che insomma la sfida tutta sull'inerzia in questo momento della gara. C'è anche un cambio di decisione. Palla per Mantova invece che per la Virtus. Peralta che attacca il centro, basta sulla prova la posizione Moretti, si spiega di Ribonna, scorta guida. Azione di piede sarà rimessa da fondo per la Virtus, corre 7 del cronometro, 14 secondi. No, scusa, il cambio esce Budè per Pettovello.
secondo. Vediamo se Mantova riuscirà a pescare il coniglio da un cilindro. Forse Bianconi vengono a giocare. Adesso Rigonna
1 su 2 per lui. Comunque è rimessa per Padova. Guarda che la federazione subendo fallo. Buona personalità. Ha rinunciato a giocarsi solo contro uno. è gigante. Rientra Barbieri per Ziliani, rimessa laterale per Mantova, Peralta ad occuparsi, va girata male, provando come libero giro lungo, trattiene c'è un fischio anziano
stato un suono alquanto ridicolo. Vabbè, ciao. Primo fallo però elevazione in filo. Entrambe le squadre adesso hanno raggiunto il bonus sui falli. Attenzione, lascia Pasquino. Cerca se faccio nei tiri uguali.
causa della Virtus. Manda in unità Verdi.
Grazie.